Innanzitutto la sicurezza, tema urgente sentito dai commercianti, vissuto dai cittadini, e che non si parli di percezione perché parlano i fatti, non le sensazioni. Criminalità, spaccio di droga alla luce del sole, tossicodipendenti che si bucano davanti ai passanti, aghi usati abbandonati nelle piazze, vicino alle scuole e adesso pure le baby gang che infestano il cuore della città. Oggi Gio Formaggio, consigliere regionale targato Fratelli d'Italia, ha incontrato il prefetto di Vicenza al centro del faccia a faccia, la sicurezza. Abbiamo perso come marketing del centro storico di Vicenza, perché quando dei cittadini vicentini non vengono più in centro perché non si sentono sicuri, abbiamo molti meno visitatori, molta meno gente che spende soldi e la chiusura dei negozi è inevitabile. Meno gente che spende in centro, più negozi chiudono, e un negozio, concorda anche il prefetto, è una luce nella città. Il pericolo della desertificazione del centro storico come effetto diretto dell'insicurezza, del degrado, della piccola criminalità. Le istituzioni però sono già al lavoro. È stata annunciata un'operazione ad alto impatto con grande spiegamento di forze dell'ordine in centro storico e nelle zone sensibili. In campo anche un elicottero dei carabinieri che sorvolerà la città già nel fine settimana, e Gio Formaggio ha assicurato che è pronto pure lui a fare la sua parte attivandosi con il governo. Mi impegnerò presso il Ministero della Difesa per ottenere un'altra pattuglia di strade sicure, perché a Vicenza è meglio vedere un soldato in strada che dei delinquenti. Di zone rosse invece, almeno per il momento, a Vicenza non se ne parla, e allora lo fa lui, Gio Formaggio. Ho lasciato il prefetto di Vicenza dicendogli che se questi provvedimenti ad alto impatto non saranno sufficienti, chiederò bottega per bottega, vicentino per vicentino, una firma per la zona rossa.